Sergi Punset, allenatore dell'Azzurra, una vittoria che ci voleva dopo tanto tempo, una vittoria meritata, i suoi hanno difeso bene e hanno colpito al momento opportuno. Sì, buonasera a tutti. È vero, dopo di tanto tempo senza vincere e più a casa bisogniamo una vittoria perché i ragazzi stanno lavorando benissimo. Penso che un po' la ricompensa o il ritrovo con quello che si sta facendo e il lavoro che fanno i ragazzi, penso che oggi in 50 minuti abbiamo stato molto superiori al Montebello. Dobbiamo continuare perché ancora non abbiamo fatto niente, ma la testa già in posto per lavorare contro il Follonica. È stata una partenza lanciata che vi ha permesso di giocare nella vostra maniera congeniale. Sì, il primo tempo credo che è stato completamente nostro. Certo che nel secondo qualche momento abbiamo fatto un po' di desordine sia in difesa che in attacco, ma succede perché 50 minuti controllati è difficile in questa categoria, ma penso che anche qualche minuto quello che non abbiamo stato bene l'abbiamo riuscito a portare fino alla fine senza prendere nessun gol e senza rischiare troppo. Penso che anche il lavoro dei ragazzi quando non ci troviamo in pista, quando c'è qualche momento che non stiamo bene, arrivare alla fine e controllare quello che succede. Tutti bravi indubbiamente, tutti ben sopra la sufficienza, direi molto bravo Granados, scarso Granados che ha fatto alcuni interventi determinanti, specialmente a metà del secondo tempo. Sì, con Franco abbiamo un portiere di altissimo livello, non solo come giocatore sino anche come persona, è un 10 e lui sta dando il contributo, quello importante di un portiere in questa categoria di A1, che c'è qualcuno sbaglio dei giocatori, c'è lui per dare una mano. Lo sta facendo sempre, sta facendo una stagione spettacolare e dopo è uno che sta lavorando al 1000, allora penso che abbiamo un portiere di altissimo livello senza nessun dubbio. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie.